Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Nuova tegola su Agrigento Capitale della Cultura 2025. La Corte dei Conti avvia un'indagine sui fondi destinati alla promozione, organizzazione e attuazione del programma. Inchiesta Mercurio, l'arresto di Giuseppe Castiglione rischia di diventare un vero e proprio terremoto politico all'Ars. In caso di sospensione al suo posto un assessore della Giunta Trentino. La Regione siciliana contesta i dati della Corte dei Conti per il mancato potenziamento dei posti letto nella sanità pubblica. Il Ministero della Salute conferma l'errore. Tragedia sfiorata a Messina, una frana si riversa su un'arteria del rione Bisconte. Vi mostriamo le immagini di un'auto che non viene travolta per una frazione di secondo. A Catania maxi multe nei quartieri di Montepo e Librino per abbandono selvaggio di rifiuti. Anche a Agrigento alle prese con l'inciviltà, oltre 20 le persone denunciate. Alessio Boni e Zeus, a Modica il popolare attore e regista porta in scena la reinterpretazione dell'Iliade di Omero. Calcio in Serie B, il Palermo si prepara alla gara casalinga di domenica contro il Brescia. Squalificato Brunori si candida per una maglia da titolare l'Eduaron. In C, Toscano alle prese con troppi infortuni e squalifiche in vista di Catania-Foggia. Bentrovati in primo piano, una nuova tegola su Agrigento, Capitale e della Cultura 2025. La Corte dei Conti ha avviato un'indagine sulla gestione delle risorse destinate alla promozione, organizzazione e attuazione del programma. Davide Sardo. Fari puntati sulle risorse destinate ad Agrigento Capitale della Cultura. Sono quelli della sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana, che ha deciso di avviare un'indagine sui fondi destinati alle iniziative per la promozione, l'organizzazione e l'attuazione del programma. Una decisione che fa riferimento, sottolinea il testo, alla circostanza che è in corso di deposito e pubblicazione la delibera della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2025, la quale contempla espressamente il controllo di sana e buona gestione sugli ambiti di amministrazione finanziaria contraddistinti dalla rilevanza degli interessi economici per la crescita e lo sviluppo socioculturale delle comunità territoriali. I giudici contabili hanno disposto che a cura del servizio di supporto della sezione di controllo copia della pronuncia sia trasmessa al Presidente della Regione siciliana, all'Assemblea regionale siciliana, all'assessore regionale alla cultura, al Sindaco di Agrigento, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025, nonché al Collegio dei Revisori del Comune di Agrigento. Copia della deliberazione è inviata per conoscenza al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Interno. E adesso torniamo a parlare dell'inchiesta Mercurio. Avrà probabili ripercussioni non solo all'Ars ma anche al Comune di Catania, l'arresto del deputato regionale Giuseppe Castiglione. Non si tratterà soltanto di conseguenze giudiziarie, perché in caso di sospensione lo scranno toccherebbe ad uno degli attuali assessori comunali del sindaco trentino, cioè Alessandro Porto. Sentiamo il servizio di Manlio Viola. Rischia di essere un vero e proprio terremoto politico la vicenda di Giuseppe Castiglione, il capogruppo degli autonomisti e popolari all'Ars, arrestato 2 giorni fa dai carabinieri del ROS perché è accusato dalla DDA di Catania di aver stretto nel 2022 un patto elettorale con le cosche. Castiglione ieri si è difeso nell'interrogatorio di garanzia e il suo avvocato ha preannunciato ricorso al Tribunale della Libertà, ma nel frattempo la Commissione regionale antimafia, di cui è componente, ha avviato le procedure per la decadenza dall'incarico. Questa mattina invece è stata avviata dalla presidenza dell'Ars la procedura per la valutazione dell'impedimento. Si chiama tecnicamente così, infatti, il percorso tecnico-giuridico che porta alla sospensione o alla decadenza da deputato regionale per l'indagato. Bisognerà attendere l'arrivo delle carte dalla procura e con questa la Commissione Verifica Poteri si riunirà e proporrà all'Ars la decadenza o più probabilmente la sospensione e la surroga in attesa del processo. Con la sospensione di Castiglione le porte del Parlamento si aprirebbero per il primo dei non eletti e il posto toccherebbe ad
Alessandro Porto, attualmente assessore comunale alla Polizia Municipale, Viabilità, Protezione Civile e al decentramento del Comune di Catania. Ma l'incarico è provvisorio. Se Castiglione dovesse essere scagionato in qualche modo prima della fine della legislatura, Porto dovrebbe restituirgli il seggio. Una situazione che crea incertezza per effetto di una legge spesso considerata incostituzionale, ma mai impugnata davanti ai giudici della Consulta. I tempi comunque non sono celeri e Castiglione ha già fatto sapere che intende dimettersi da capogruppo e dagli incarichi in commissione. Diversa invece è la situazione che riguarda lo scranno di Sala d'Ercole ed è proprio lì che si annidano le incertezze. Oggi la marcia antimafia Bagheria Casteldaccia. 42 anni dopo, i cittadini onesti e associazioni continuano a ribellarsi a Cosa Nostra. Una giornata di festa, partecipazione e soprattutto di riflessione. Marco Gulla. Una massiccia adesione alla 42esima marcia antimafia Bagheria Casteldaccia. In tanti questa mattina hanno partecipato al lungo corteo per dire no alla mafia, alla droga e alla corruzione, corteo promosso dal Centro Studi Pio La Torre. Un'edizione alla quale hanno aderito numerose realtà del mondo istituzionale, associativo, scolastico e sindacale. Presenti anche i comuni del comprensorio, la Commissione regionale antimafia, le consulte giovanili e poi le fondazioni e ovviamente i singoli cittadini. Ha sconfitto la mafia stragista, ma non tutta la mafia, che uccide, continua a uccidere con la droga, con la repressione, con l'estorsione, con mettere in discussione il sistema democratico del Paese e la libertà dei cittadini. 42 anni fa, la rivolta di cittadini e associazioni contro le stragi di mafia. La mafia non è soltanto memoria, ma è testimonianza del presente. Un paio di giorni fa anche qui a Bagheria ci sono stati degli arresti per mafia e per questo ringrazio le forze dell'ordine e la magistratura. Noi dobbiamo alzare sempre di più l'asticella. A sfilare anche il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Caracolici. Abbiamo il compito di promuovere tutto ciò che serve a creare le condizioni di una reattività dell'opinione pubblica. E la regione siciliana contesta i dati della Corte dei Conti che bacchettava per il mancato potenziamento dei posti letto nella sanità pubblica. Il Ministero della Salute conferma l'errore. Giusy Lazzara. La regione siciliana non ci sta e chiede di rivedere i numeri presentati dalla Corte dei Conti che bacchettava gli ultimi 2 governi regionali per il mancato potenziamento dei posti letto nella sanità pubblica. Alla base della decisione, secondo la regione, l'indicazione errata di 720 posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva da realizzare all'interno del piano della rete ospedaliera Covid-19. A confermare la corrispondenza del numero dei posti indicati dall'assessorato 571 con quanti effettivamente previsti è anche il Ministero della Salute. In particolare nel documento del Ministero si legge che il piano approvato con decreto, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti, prevede la realizzazione di 253 posti letto di terapia intensiva, 318 posti letto di terapia semi-intensiva, 29 interventi di adeguamento dei pronto soccorso e l'acquisto di 16 ambulanze. I lavori per queste 571 postazioni di terapia intensiva e semi-intensiva risultano eseguiti o in corso di esecuzione, fanno sapere dalla Regione, a eccezione di poche strutture corrispondenti a circa il 20% del totale dei posti letto. Intanto restano comunque i ritardi nelle aree di pronto soccorso. A fronte di 24 interventi programmati, solo 8 sono stati effettivamente realizzati, di cui 6 collaudati e in uso. Con 80 punti migliora il livello di assistenza sanitaria in Sicilia nell'area ospedaliera che contiene 8 indicatori per il monitoraggio, ma questo non basta per risalire la classifica nazionale. I dati emergono dal report del Ministero della Salute sul monitoraggio dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, attraverso gli indicatori core del nuovo sistema di garanzia per l'anno 2023. Secondo il report l'isola comunque rimane fanalino di coda assieme a Valle d'Aosta, Abruzzo e Calabria, perché in almeno 2 aree hanno un punteggio inferiore a 60 che rappresenta la soglia di sufficienza. In Sicilia infatti all'area distrettuale sono stati assegnati 44 punti, mentre nella prevenzione 49 punti.
E cambiamo argomento. All'Ars è stato approvato il disegno di legge che contiene le modifiche concordate con Roma per superare i profili di incostituzionalità rilevati dal Consiglio dei Ministri, che avrebbe portato poi ad una impugnativa. 19 i voti favorevoli, 20 gli astenuti, nessun contrario. Tra le norme contenute in questo DDL tecnico c'è anche quella che prevede l'assunzione delle donne e degli orfani vittime di violenza di genere. E adesso andiamo a Messina per parlare di una frana che si è verificata questa mattina su un'arteria molto trafficata del rione Bisconte. Solo per una frazione di secondo, lo vedremo tra pochissimo nelle immagini, un'auto non è stata travolta. Francesco Triolo. Questione di secondi, come si vede dalle immagini di una videocamera di sorveglianza, di attimi. Poteva finire in tragedia se quell'auto fosse passata un istante dopo. Erano le 11:30 in via Polveriera a Messina quando è venuto giù tutto un pezzo di costone. Un pericoloso smottamento che ha provocato la caduta di massi e piante, oltre ad un palo della pubblica illuminazione su un'arteria parecchio trafficata, bloccando una zona ad alta densità abitativa nel quartiere di Bisconte. Lì c'è il campo sportivo Marullo, dove giocano tante squadre dilettantistiche giovanili, c'è una scuola, tante palazzine. Sul posto, vigili del fuoco, protezione civile, polizia municipale ed i tecnici di AMAM per verificare una possibile perdita d'acqua in quella zona proprio a ridosso della frana, ed infatti proprio la presenza di una perdita d'acqua da un tubo privato potrebbe essere stata la causa del dissesto. Stanno accertando quali sono le cause di questo cedimento, perché non piove da giorni, quindi è difficile addebitare uno scivolamento di questo tipo alle piogge. Quindi i vigili del fuoco, l'AMAM stanno facendo gli opportuni i sopralluoghi per verificare la causa e poi si capirà la motivazione. È chiaro che se ci sono perdite di acqua vanno sempre contenute per evitare appunto di queste situazioni. La strada è stata liberata nel pomeriggio, ma proseguono i sondaggi per eventuali ulteriori rischi su quel costone, in particolare per un'abitazione in cima per la quale si sta verificando, anche se esistono ancora le condizioni di sicurezza. Maxi blitz in tutta Italia contro la criminalità giovanile. In Sicilia coinvolte 4 province. A Catania sono state arrestate 3 persone, tra cui un minore. Simona Mazzone. 60 maggiorenni e 13 minorenni arrestati per reati contro la persona, compreso il tentato omicidio. Altri 142 giovani denunciati per ricettazione, possesso di armi e droga, tra loro 29 minori. Sono alcuni dei numeri del Maxi Blitz partito in tutta Italia contro la criminalità giovanile e che in Sicilia ha coinvolto 4 province. A Catania arrestati 3 giovani, 2 maggiorenni di 33 e 26 anni per spaccio nei quartieri rispettivamente di San Giorgio e San Cristoforo e un minore di 17 anni per detenzione di armi clandestine e munizioni. A Palermo gli agenti hanno setacciato le piazze Vittorio Veneto e Don Bosco e quella limitrofa al centro commerciale Forum. A Messina controllati giovani in diverse zone del centro cittadino, tra cui le piazze Cairoli, del Popolo e Unione Europea, e in alcuni rioni della città, e infine Caltanissetta. I poliziotti hanno sequestrato gioielli e cellulari rubati, armi, droga e individuato 600 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro appartenenti alle forze dell'ordine. Controllati 150 immobili, di cui 2 istituti scolastici e 23 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, ma anche diversi luoghi di aggregazione, giardini e piazze della Movida, e perquisiti circa 13.000 giovani, di cui 3.000 minorenni. Recuperati anche oggetti rubati, tra cui collane d'oro, cellulari e 50.000 euro in contanti. Sequestrate 8 pistole, un fucile a canne mozze e altre armi e munizioni, e diversi chili di droga tra cocaina, cannabinoidi, eroina, ecstasy. Molti dei giovani sono stati individuati anche grazie agli stessi autori dei reati che si sono autopubblicizzati sul web durante risse e danneggiamenti, furti e spaccio, persino durante un tentativo di omicidio. E a proposito di Palermo, ancora una notte di vetrine spaccate e saracinesche divelte. Ad essere presa di mira una nota catena di negozi per la casa e la cosmetica. Ingenti i danni arrecati ai 2 diversi punti vendita che si trovano in zona Cantieri e in zona Zisa. Sentiamo. Ancora una notte di furti, vandalismo e danneggiamenti a Palermo. Ad essere presa di mira questa volta una nota catena di negozi di detersivi, casalinghi e cosmetici. 2 furti con spaccata sono stati messi a segno ai danni di 2 diversi punti vendita della medesima catena, le bolle di Giugiù.
Il primo nel punto vendita di Via dei Cantieri. Erano le 2:30 quando due uomini con il volto coperto hanno tagliato con le cesoie la saracinesca, sono entrati nel locale e hanno portato via il contenuto della cassa dopo aver spaccato completamente la vetrina e il bancone. Il bottino è da quantificare, ma il danno arrecato alla struttura è consistente. Il solo sistema di registratore di cassa vale circa 10.000 euro. Il secondo colpo è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Sempre due giovani con il volto coperto hanno preso di mira il punto vendita di Via Eugenio Lemiro. È stato rotto il lucchetto della saracinesca e sfondata la vetrata. La cassa in questo caso è stata svuotata sul posto. Le indagini su entrambi i colpi sono condotte dai carabinieri. Appena 2 notti fa, sempre due giovani avevano preso di mira il noto locale, invece le Savocherie di Via Principe di Villafranca in pieno centro città, mandando in frantumi le vetrine a colpi di mattoni, ma in quel caso non sono riusciti a portare via la cassa nonostante i danni arrecati al bancone nel tentativo di scardinarla. Qualcuno ha fatto scattare l'allarme alle forze dell'ordine e i malviventi sono stati costretti a scappare. A Catania, maxi multe nei quartieri di Montepo e Librino per abbandono selvaggio di rifiuti, nonostante alcune telecamere del comune siano state vandalizzate anche a colpi di pistola, però sono stati individuati anche ad Agrigento, alle prese, anche a Agrigento, alle prese con l'inciviltà, oltre 20 le persone denunciate. Desiree Ferlito. A Catania, vandalizzate a colpi di pistola le telecamere di videosorveglianza installate dal comune per contrastare la lotta all'abbandono dei rifiuti. È successa a Largo Favara, nel rione di Montepo, dove nei giorni scorsi 2 persone sono state denunciate per conferimento illecito con conseguente sequestro dei mezzi. Un quarantenne è stato sorpreso alla guida di una moto Ape senza targa, senza assicurazione e sprovvista di revisione, ma stracolma di spazzatura di ogni genere. L'uomo, estraneo all'atto vandalico, era sprovvisto anche della patente di guida. Per questo motivo è stato deferita all'autorità giudiziaria e sottoposta a sanzioni per circa 10.000 euro con sequestro del mezzo. Stessa sorte in via Bonaventura a Librino per un cinquantenne già noto per essere recidivo alla sezione ambientale della polizia locale, che viaggiava con un carico di rifiuti illeciti. In questo caso è stata combinata una multa di 9.000 euro anche perché guidava senza avere mai conseguito la patente e senza averne effettuato la revisione del mezzo. Negli ultimi giorni il comune di Catania ha incrementato la lotta all'abbandono dei rifiuti con una maggiore presenza di uomini sul territorio. Anche Agrigento, capitale della cultura 2025, è alle prese con l'abbandono selvaggio dei rifiuti. Sono 20 le persone denunciate dalla polizia nell'attività di controllo del territorio, eseguite per fronteggiare l'indecoroso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, spiega in una nota il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo. Le persone individuate sono state raggiunte da decreti penali di condanna in corso di notifica per una contravvenzione media di 2.500 euro a testa. A Catania non solo multe per abbandono di rifiuti, ma anche multe agli automobilisti che sostano sugli stalli blu scoloriti o addirittura inesistenti alle ciminiere, perché in realtà fa fede la segnaletica verticale. Tonino De Mana. Di blu ce n'è poco e di dipinto ancor meno, tanto da ingannare gli automobilisti che poi si ritrovano con una bella multa sul parabrezza. È successo a Catania, in piazza Rocco Chinnici, davanti al complesso fieristico delle Ciminiere. È qui che l'ignaro automobilista è incappato nella sanzione con la seguente dicitura: sostava irregolarmente senza esporre il biglietto orario di pagamento. Diciamo subito che il codice della strada e le recenti pronunce della Corte di Cassazione stabiliscono che, in presenza di strisce sbiadite, scolorite o cancellate del tutto, fa fede la segnaletica orizzontale posta all'inizio della strada. In questo caso, come si vede dalle immagini, il cartello è presente, resta il fatto che le strisce blu andrebbero tinteggiate per renderle visibili. Di fatto, ampi tratti, specie nel lato est del piazzale, risultano inesistenti per la presenza del nuovo bitume posto in corrispondenza di alcuni lavori di scavo. È assurdo prendere un verbale così e senza avere spiegazioni da parte di AMTS, ha commentato l'automobilista verbalizzato. Speriamo che i soldi della multa servano a qualcosa, magari a comprare un po' di vernice blu per rifare le strisce pedonali. Adesso lo spettacolo, Alessio Boni sul palco del Teatro Garibaldi di Modica con l'Iliade, il gioco degli dei, una riscrittura del capolavoro di Omero che racconta un mondo antico non tanto lontano però dai nostri giorni. Veronica Barbarino. Athena, tesoro, bello mio, per fortuna che siete arrivati, non ne posso più di vostra madre. Non sono la loro madre?
Tra risate e dramma, musiche dai toni della tragedia e balli, prosegue la stagione teatrale promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica con Iliade, il gioco degli dei. In una riscrittura liberamente ispirata al capolavoro di Omero, lo spettacolo vede protagonista in scena l'attore Alessio Boni in uno Zeus dimesso, fedifrago e smemorato. Accanto a lui la moglie Era, la figlia Atena, ma anche Patroclo, Apollo, Ettore, una selva di dei e semidei tornati dal passato. Il mito greco, in cui il successo e la gloria dominano incontrastati, sul palco per raccontare un mondo antico che si riflette nel nostro presente. Diciamo sempre che i classici sono attuali. Credo che siamo noi che abbiamo fatto un passo indietro e siamo ritornati a 2800 anni fa, sono solo cambiate le modalità, no? Abbiamo dei computer, abbiamo il cellulare, abbiamo dei missili stratosferici. Tutto quello che c'era scritto da Omero si ripercuote nei giorni nostri. Là si usciva da una peste e si entrava nella guerra delle guerre. Gli dei si divertivano a giocare con gli umani. 3000 anni dopo siamo usciti da una pandemia. Ci sono più guerre in questo globo. I potenti, invece degli dei, gli oligarchi, tirano le file di questi poveri disgraziati. Dietro marionette con armature, scudi e mascheroni, le gesta degli eroi omerici accompagnano lo spettatore in un viaggio nella propria coscienza, alla ricerca della libertà di dire oggi no all'orrore. Sono venuta a calmarti. Impossibile. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Partiremo dal Palermo che si prepara alla sfida casalinga di domenica contro il Brescia, ma poi parleremo anche del Catania con Toscano che deve fare i conti con tante assenze e infortuni. A tra poco. Ancora ben trovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, prosegue la marcia del Palermo verso la gara di domenica al Barbera contro il Brescia, squalificato Brunori, si candida per una maglia da titolare l'Eduaron, Marco Carli e Marco Gulla. Continuità è quella che ricerca il Palermo per le prossime partite prima della sosta di marzo. Dopo la vittoria a Cosenza, rosanero che vogliono proseguire sulla strada tracciata. Domenica al Barbera arriverà il Brescia. Torneranno a disposizione di Dionisi Ceccaroni e di Achite, ma non ci sarà Brunori, squalificato. Il primo indiziato a prendere il posto del capitano rosanero è l'Eduaron, autore di 4 gol ma uscito fuori dai radar dopo l'arrivo di Poyampalo. Altra opzione sarebbe quella di vedere Di Francesco al posto di Brunori, lasciando ancora l'Eduaron in panchina. L'ex Sassuolo però è in cerca della forma migliore e in questo 2025 ha giocato davvero pochissimo. Toccherà quindi a Joel Poyampalo reggere l'attacco rosanero. Yeah, it's going to be a difficult match at home against Brescia. With all the respect, of course, Brescia has maybe a little bit different quality than Cosenza, and it will not be an easy match, and we need to prepare ourselves well for that. And as said, we always, when we go home, we want to win, and this is the target for every game. Brescia in piena crisi, alle prese con difficoltà sia societarie che sportive. Il club lombardo sta vivendo un periodo di forte instabilità. E adesso la Serie C, tra infortuni e squalifiche per Toscano e Rebus formazione in vista di Catania Foggia, ricorso intanto del club rossazzurro contro la squalifica per 2 turni inflitta a Stoppa. Sentiamo. 3 squalificati nel Foggia, 2 nel Catania, che però deve fare i conti con un'infermeria affollata, tanto da mandare su tutte le furie anche il vicepresidente Grella. Domenica al Massimino si trovano di fronte 2 squadre affamate di punti ed entrambe in corsa verso un piazzamento play-off, obiettivo minimo stagionale. Facile attendersi una gara senza troppi calcoli, con gli uomini di Mimmo Toscano chiamati al successo dopo 2 pari consecutivi, Casertana ed Altamura, che hanno raffreddato l'entusiasmo derivato dalla vittoria sul Monopoli. Dopo una serie di colloqui e discussioni animate che hanno riguardato anche la gestione degli infortunati, il Catania sa di non poter più sbagliare, con la tifoseria che da troppo tempo lancia segnali di insofferenza nei confronti di squadra, tecnico e dirigenza. Ancora una volta formazione condizionata da infortuni e squalifiche, con la società etnea che non ha gradito i turni di stoppa a stoppa dopo il cartellino rosso discusso e discutibile rimediato dall'attaccante nel convulso finale di Altamura. Immagini che non sembrano chiarire del tutto l'oggetto della contestazione, ovvero un presunto fallo di reazione ai danni di un avversario. La società ha comunicato di aver depositato richieste di accesso agli atti ufficiali di gara in funzione di un possibile ricorso avverso la squalifica. Stoppa, che ha ricevuto un'ammenda di 300 euro, salterà certamente il Foggia, per il Latina si vedrà. Fermati dal giudice sportivo anche
anche Gherardi e i foggiani Felicioli, Parodi ed Emmauso, quest'ultimo ex di turno. Noi ci fermiamo con questo servizio, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.